Un progetto atteso da almeno 20 anni e previsto anche dal piano regolatore generale, la nuova rete fognante di San Leone che scarica i reflui nel depuratore di Sant'Anna. Il via libera al progetto, redatto dai tecnici della Girgenti Acque, è arrivato dalla regione che comparteciperà al finanziamento assieme al gestore privato idrico. Entro giugno la conclusione delle opere. Soddisfatto l'assessore ai lavori pubblici di Agrigento, Gerlando Gibilaro. Stiamo parlando della conversione dell'ex costruendo depuratore del villaggio Peruzzo. Questo verrà riconvertito in una pompa di sollevamento. I reflui del villaggio Peruzzo e di San Leone verranno portati a Sant'Anna e verranno depurati, e quindi avremo il mare pulito. Ma voglio anche cogliere l'occasione per dire altre opere di riqualificazione che verranno realizzate nella frazione di San Leone. Da circa 10 anni alla fine di Ledune insiste una pompa di sollevamento che non dà nessun decoro alla frazione balneare. Ho chiesto la riqualificazione di quell'area e Girgenti Acque prontamente ha risposto, che ha condiviso le finalità, e la riqualificazione di quell'area è stata inserita nel progetto del sistema fognario della fascia costiera. In sintesi, quella pompa di sollevamento, quella struttura verrà abbattuta e verrà creata una piazzetta in quella zona e verrà migliorato l'accesso nella spiaggia di Ledune. Altre opere sono previste dinanzi la gelateria Le Cuspidi, verrà realizzata una rotonda alla francese con getto d'acqua e vaporizzatori e verrà anche recuperato l'accesso alla spiaggia di San Leone nel piazzale Giglia, dove vi è l'antico chiosco Pisciotto. L'assessore ha presenziato stamane a un sopralluogo per input dei consiglieri Saieva e Cicero, riflettori puntati sulla zona del villaggio Peruzzo, dove stamane erano presenti i tecnici del comune per il ripristino delle strisce pedonali cancellate dall'usura del tempo, ma anche dove gli alberi insistenti nelle strade stanno letteralmente sollevando l'asfalto, creando un pericolo enorme per gli automobilisti, o come quello vicino all'istituto Manhattan che ha reso pericolante un muro di cemento armato, con grave ed esponenziale pericolo per quanti passano da quella strada. In passato avevo segnalato altre volte questa situazione di pericolo, ma senza alcun successo. Devo dire che la risposta che è stata data è una risposta esaustiva. Al più presto sono convinto che l'assessore si attiverà per eliminare questa ed altre situazioni che non dovrebbero esistere in una situazione di normalità. Voglio anche approfittare della vostra presenza per ricordare che alla scuola elementare l'assessore Gibilaro sta a proprie spese, e non è una cosa che capita tutti i giorni, sta rifacendo fare i bagni che erano in condizioni pessime di cui nessuno si era mai occupato. Bisogna sicuramente riqualificare quest'area. Questo villaggio, che è una zona bellissima e residenziale, ha bisogno veramente di riqualificazione. Abbiamo visto in giro un grande degrado, ha bisogno sicuramente di pulizia, di cespugliamento e quando ha bisogno per essere un paese e una città civile.